Buonasera a tutti, sono Jorge Juarez e oggi vi parlerò di un compositore molto speciale. Prima vi leggo questo. Il 1902 è il primo numero della rivista musicale Musica e Musicisti, compare una fotografia di un uomo ritratto da spalle con un cappello a bordo di un elegante cappello con questa descrizione. Chi è Jules Burbank? Dove? Quando è nato? Non lo sappiamo e abbiamo inutilmente indirizzato lettere sopra lettere al signor Burbank, nessuna risposta. Tuttavia, grazie all'abilissimo fotografo, la cui collaborazione, diremo così istantanea, ben assicurata al nostro giornale, abbiamo potuto procurarci la fotografia di questo compositore del quale annunciamo appunto in questo numero un nuovissimo album, Il racconto della donna. Avete mai sentito parlare di un compositore che componesse sotto pseudonimo? Sto parlando di niente meno che di Giulio Ricordi, alias Jules Burbank. Giulio Ricordi è nato a Milano nel 1840 e fu una delle figure più importanti nella vita musicale italiana nella seconda metà dell'Ottocento. Ora non so se oltre ai musicisti che ci sono qualcuno qua ha mai sentito parlare di Casa Ricordi? Sì, familiare no? Casa Ricordi è questa casa editrice musicale che ancora esiste ad oggi, è stata fondata dalla famiglia Ricordi nel 1808 e grazie a Giulio raggiunge l'apice diventando la prima casa editrice musicale in tutto il mondo nella fine dell'Ottocento e inizio del Novecento. Ora facciamo un passo indietro e immaginiamoci di viaggiare nel tempo, nel 1800. Quindi non ci sono i telefonini, non ci sono i social, non c'è la TV, neanche la trasmissione radiofonica. Cosa facciamo per divertirci, per stare? La risposta è la musica. E in particolare in quell'epoca c'è il fenomeno dell'opera lirica italiana. E Giulio Ricordi è stato un personaggio fondamentale perché lui è stato l'editore delle opere di Verdi, Puccini, Mascagni e tanti altri, ma non solo faceva l'editore, è stato promotore e sostenitore dei giovani compositori, è stato anche uno dei più grandi difensori del diritto d'autore. Poi ha fatto anche dell'attività giornalistica per promuovere non solo la musica ma anche l'attività culturale a Milano ed è stato anche sostenitore di grandi società concertistiche. Ma torniamo al nostro Jules Burbank, che è il lato meno conosciuto di Giulio ancora ai nostri giorni. Quindi Giulio Ricordi ha iniziato a pubblicare musica quando aveva soltanto 13 anni e continuò a scrivere finché la morte lo raggiunse nel 1912 proprio mentre componeva. Il suo strumento prediletto è il pianoforte, infatti troviamo più di 130 opere per pianoforte solo e la sua musica è un ritratto del suo tempo, quindi troviamo tante trascrizioni di musica d'opera, troviamo tanta musica da ballo che si usava nei salotti del borghesi all'epoca, troviamo anche pezzi dedicati alle innovazioni dell'epoca, per esempio l'arrivo del tram a Milano, oppure pezzi per delle celebrazioni patriottiche, perché ricordiamoci che l'Italia si era appena unita. Poi nel periodo della maturità inizia a scrivere tante raccolte pianistiche e stasera vi suonerò una di queste che si chiama Il racconto della donna. Ora vi parlo un po' del racconto della donna. Il racconto della nonna è un pezzo che è stato scritto nel 1901, è stato dedicato alla contessa Carla Visconti di Borgomerma, che è la mamma del famoso regista Luchino. E questa donna era considerata bellissima all'epoca, era famosa per gli abiti leggendari con i quali arrivava alla fine della scala. E in più era parente anche di Ricordi perché la sua mamma era sorella della moglie di Giulio Ricordi. E la musica
fortuna del nome Reginella, che spinta dalla curiosità scappa di casa e scrive tutta la sua avventura finché trova il drago. È spaventata, rientra a casa. Quindi iniziamo con il preambolo. Prima vi spiego un po' come è articolato il pezzo, poi intitolato C'era una volta, e partiamo con 4 rintocchi di campane che vi faccio sentire. Dopodiché ci sarà una siciliana, che è un'antica danza del tempo moderato, e Picasso, il pittore, diceva: i bravi artisti copiano, i geni rubano. E io, suonando questo tema di ricordi questa siciliana, mi viene da pensare a un'altra siciliana molto famosa, che è un compositore francese, pubblicato 3 anni prima di questo pezzo, di Gabriel Fauré, la sua Sicilia. Vi faccio sentire adesso gli inizi di questa Sicilia di Fauré. E ora invece quella di Giulio Ricordo. Poi dopo, quando lo sentirete tutto, vedrete meglio. Il pezzo è scritto in forma ABA, che vuol dire che prima c'è un tema, che sarà il tema A, questo è la siciliana, poi dopo ci sarà una parte B contrastante che descrive molto bene il carattere un po' birichino di Reginella, che faccio sentire un po'. Poi tornerà la siciliana e per concludere ci sono di nuovo i 4 rintocchi di campane, quasi per annunciare che qualcosa di pericoloso sta per accadere. E finiamo con un motivo che a me mi viene da pensare alla Reginella che sta scappando di casa quasi senza farsi sentire. E poi vi chiedo di prestare molta attenzione, perché questo motivo tornerà più avanti nel pezzo. Dopo che Reginella attraversa il cancello trova il lago e Ricordi ci propone una barcarola, che è una composizione musicale che evoca una barca che va in acqua. Di solito nella mano sinistra c'è un ritmo uniforme, come questo è il caso. E nella mano destra ci sarà un piccolo corale con una melodia molto sognante. Anche in questo pezzo in forma ABA, nella parte B, avremo un tema contrastante molto leggero e scherzoso. Dopo il lago troviamo le ondini, queste creature leggendarie, metà donna, metà pesce, molto affascinanti da vedere, ma con il loro canto sono come pescatori che portano la rovina. Per fortuna la nostra
arriva la tragedia, quindi compare il drago. E sicuramente questa pagina ha delle influenze di un grande compositore dell'Ottocento, Robert Schumann, e vi faccio sentire adesso un po' dell'inizio della sua seconda sonata per pianoforte. E ora un po' del drago, vi ricordo? Il pezzo però non finisce in tragedia, ma piuttosto sentiamo il tema del preambolo dell'inizio. Ma cosa vuol dire il maggiore? Che potrebbe evocare la parte del poema dove Reginella prega di tornare a casa. E per finire questo pezzo c'è un po' più passetti, la cosa per dire che ce la faccia scappare dalla traccia. Ora la bimba non è ancora rientrata a casa, quindi cosa fa? Prega alla mamma per chiedere tutta la sua protezione. E nell'inizio del parole dice così, dice che sarà buona come la marmellata in Spagna e poi aggiunge al drago non darmi per pastura, è troppo brutto e io sono melanconico. E ricordi utilizza il cromatismo in questo pezzo per evocare la sofferenza e poi usa anche una citazione dal suo amato mondo dell'opera, in questo caso di Richard Wagner. Vi faccio sentire un po' l'inizio del preludio di Tristano e Isolda. E ora l'inizio della preghiera di Greco. Dopo aver pregato e aver pianto, Reginella vede che qualcosa si illumina e sono le lucciolette che daranno il suo aiuto per farla trovare la strada per tornare a casa. Ricordi, ci propone un pezzo molto virtuoso, molto vivace, per quasi tutta la durata del pezzo la mano sinistra fa un moto continuo. Nella mano destra compare il tema molto vivace, quasi sfuggente come le lucciolette. Il pezzo si conclude con in maggiore, con una parte molto bucolica, quasi come per dire che ce l'ha fatta la
Bene, procediamo. Ora abbiamo sentito, si sente giusto? E abbiamo sentito l'editore, ma che cosa pubblicava? Come già avevo anticipato, pubblicava maggiori operisti della sua epoca. Abbiamo sentito il nome di Verdi, il nome di Puccini. Tutti questi compositori famosi per l'opera in realtà lavoravano come supporto sul pianoforte, cosa che li ha portati ovviamente a cimentarsi anche con questo strumento e in qualche piccolo brano originale pianistico che nulla c'entra con l'opera, ma che ovviamente poche volte viene suonato in concerto. Quindi se parliamo di compositori come Donizetti e sì, come Donizetti, per esempio pensiamo a Don Pasquale, l'Elisir d'amore, la Lucia di Lammermoor, ma ovviamente non pensiamo che ha scritto anche tutta una serie di musica originale per pianoforte, che ovviamente come stile risentirà della sua matrice operistica. Ecco che cominciamo quindi con una sorta di ouverture, questo brano di Donizetti che si chiama Capriccio in Sinfonia, che è un capriccio, un brano originale pianistico che non c'entra niente con l'opera, ma fatto con la stessa struttura, lo stesso carattere di un'ouverture operistica. Buonasera.
di opera non si può non passare anche da lui, che è Giacomo Puccini, che è stato pubblicato appunto da Giulio Ricordi, come abbiamo ricordato. Puccini non era pianista, a differenza di Donizetti, e non ha scritto tanto per pianoforte, ma qualcosa si è scritto, qualche piccolo pezzo, veramente ne ha scritti talmente pochi che si potrebbero contare sulle dita di una mano. E sono tutti pezzi un po', per così dire, d'atmosfera, sulla falsariga del genere appunto di questi brani scritti da Giulio Ricordi, più da intrattenimento che da concerto vero e proprio. E cominciamo, sentiamo con una selezione di 5. Il primo, per gli amanti dell'opera, sicuramente sarà un modo per sentirsi a casa, perché riconoscerai in questo piccolo valzer l'aria di Musetta della Bohème. In realtà è nato prima per pianoforte, poi è stato riutilizzato nella Bohème, nell'area di Musetta. Quindi sentiamo un piccolo valzer. questo è completamente diverso da quello previsto. Lui in realtà se lo immagina come una gita in barca, lui aveva una
casa villeggiatura in prossimità di un lago, in cui abitualmente andava in barca a remi, e questa in realtà voleva ricreare l'atmosfera di questa gita in barca. Quindi evidentemente nella sua testa il passaggio dalla sua densa delle ondine del lago, in cui la barca scivola, alla sua densa di Musetta che deve cercare di sedurre un uomo, insomma, evidentemente c'è una qualche affinità. Comunque, procediamo al nostro viaggio pucciniano. Ora sentiremo 3 pezzi senza soluzione di continuità dopo l'altro. I primi 2, a mio parere, sono molto interessanti perché ci fanno vedere un Puccini che non ci aspetteremo, un Puccini quasi jazzista. Li ha scritti a New York, dove era andato per seguire la messa in scena della fanciulla dell'Ouest che aveva appena scritto, messa in scena a New York, piroscafo, ed è andato per seguire la messa in scena. Evidentemente l'atmosfera jazz che già a New York andava per la maggiore ha ispirato anche lui, sempre, insomma, Puccini era sempre aggiornatissimo sulle ultime tendenze musicali, inclusa anche la dodecafonia neonata, che però lui ha sempre lasciato dovere. Bene, quindi sentiamo questo Puccini leggermente jazzistico in questo foglio d'album che viene pubblicato da Casa Ricordi, e in questo piccolo tango. A seguire un altro brano che nulla a che vedere con la sua permanenza newyorkese, una marcia brillante, commissionata a Puccini dall'ordine dei telegrafisti per un festeggiamento. Questa marcia si intitola Scossa elettrica e vuole imitare il carattere del telegrafo. E sentirete tanti ribattuti, appunto, che per l'occasione servono a imitare il telegrafo. Bene, quindi in ordine, foglio d'album, piccolo tango, scossa elettrica. Sempre così.
lasciato questo per ultimo perché credo che sia il più interessante dei brani così e il più breve di tutti. 16 battute di spartito, neanche un minuto di durata, ma credo che qui Puccini abbia concentrato una parte buona del suo talento. Si intitola Pezzo perché potenzialmente potremmo non avere la più pallida idea di che cosa si tratta, se non che è stato scritto nel 1916 con una prima guerra mondiale in corso. Puccini l'ha vissuta a casa, non al fronte, ma evidentemente qualcosa aveva respirato. Siamo pronti per cambiare il genere e dobbiamo ritirarci sul morale. E c'è la persona giusta, sempre un operista, uno dei grandi, una generazione, venuta una generazione prima di tutti gli altri, quindi in realtà è proprio come se mi guardasse dall'alto e si prendesse gioco di loro, in un certo senso, Gioachino Rossini. Bene, allora questo pezzo in realtà di Rossini, che anche lui ci ha regalato una vastissima produzione pianistica, è un po' un perché è un pezzo con, diciamo, degli interi titoli. È un po' come un film muto, sapete i film muti? La scena, titolo, perché però non ci sono. È un po' la stessa cosa, scrivi in partitura dei titoli, cioè un po' di musica, titolo, e ovviamente ora io dovrò improvvisare un po' attore e dire questi titoli a voce alta. Il brano si intitola un petit train del Desio, guardate la pronuncia del francese mia, abbastanza non buona, ma un piccolo treno di piacere. La scena, ce la possiamo immaginare in un luogo ovviamente completamente diverso da questo, e una stazione comincia con una campana di piano.
scendere dal vagone, fa un piccolo salto e scende.
profondo dolore degli eroi. E abbiamo proprio la prima parte del brano, che è questo in forma BA, quello di Giulio Ricordi. In forma BA c'è questo primo tema che non è proprio una melodia, in realtà è una piccola secolina ritmica che ripete sempre uguale, è l'armonia che fa che è con l'armonia che Rossini, con il ritmo che gioca Rossini, più che con una melodia ricercata cantabile come potrebbe fare Rossini, Verdi.
e tutto ritorna a posto nella ripresa finale. E con questo brano che si conclude con la stessa identica dolce melodia, quasi violoncello